nuovo vlog. Quello che vedrete tra poco sarà il pranzo di Pasquetta. Oggi è tempo di cacca. Cacca. Ciao. Sì. Guarda, qua. Guarda. Sì. Cioè, vi pare normale? Guardate che sporco che è sto gatto. Lui adora dormire qua nella terra. Bue, non vedi quanto sei sporco? Sembri un gatto veramente messo male. E quei gatti tutti malandati che si trovano per strada, ecco, sembra uno di quelli. Noi abbiamo fatto progressi, ci avviciniamo un po', sempre con la protezione, perché sennò mi disfa le mani, la mano. Però abbiamo fatto un po' di progressi, vero? Ci salutiamo quando torno a casa dal lavoro, vero? Bello, bello, qualche progresso, poco poco, dai, guarda che carino che sei, abbiamo fatto qualche progresso, dai, sì, vero? Ma lui qua si fa di quelle dormite in questa terra qua. Guarda che cadi giù, Boh, guarda che cadi giù. Posso toccarti un po'? Ti tocco, ti pulischio. Guarda che sporco che sei. Mamma mia che sporchissimo. Poi mi lamento che per terra è sempre tutto sporco. Ho pulito ieri con l'aspirapolvere. Ma finché qualcuno va nella terra, guarda come sei ridotto. Che stanchezza. Vero? Sei stanco. Sei tanto stanco. Sì. Sei tanto stanco. Sì. Non azzardo troppo perché mi ammazza. Qua c'è un po' di cibo. Ah no, aspettate. Con una mano. Ecco. Sono un po' in crisi, ma sono stanca. Sono stanca e per fortuna ho dormito, ma a stare a casa è così, ci si rilassa troppo. Abituato a lavorare sempre. Quando si sta a casa, lascio aperto che si vuole entrare, ma non credo che entri. Ecco, qua ormai ho sempre il disinfettante anche per le scarpe. Avendo un'unghia malata, spruzzo sempre anche quello. Questo è il disinfettante, quello che usano anche per i caschi o che so, le scarpe e caschi, sì, anche penso per i pattini da ghiaccio, quelli a noleggio, per i posti dove noleggia la roba, insomma. Ok, e via. Qua. Allora, è sempre che mi tiro sui pantaloni. Cibo. Racconta a tutti, sei stato solo fino adesso? Solo qualche ora però sei stato solo, vero Mimì? Solo qualche ora siete stati da soli. Volete uscire? Oh, c'è un raggio di sole. Io adesso sono da sola a casa. Tanto metto quella roba lì. C'ho ancora tutta la cioccolata di ieri, non l'avevo neanche messa via, l'ho lasciata lì tanto. Stanca, temperatura ambiente. Sono stanca oggi sono proprio fiacca. Lo stare a casa è così. Stare a casa è così, mi stanca ancora di più. Forse sarebbe meglio alle volte lavorare sempre, però bisogna anche staccare ogni tanto. E questo stacco forse però è stato troppo. 2 giorni di fila così, no, è esagerato. Vabbè dai,
devo stare con la sciarpa perché ho tanto freddo al collo. Io senza sciarpa non posso stare. E non fa freddo in realtà fuori. È umido, ma non fa freddo. Però io senza sciarpa proprio non vivo. Che priorità al naso. Vabbè, adesso niente, cosa faccio? Mi cambio i pantaloni perché ho quelli neri, ma con quelli neri qua a casa non è il caso di stare. Si riempiono di peli di gatto. E quasi quasi mi piazzo sul divano e devo preparare tutte le anteprime dei video perché sono rimasta indietrissimo con quello. Stamattina mi sono dedicata a programmare i video e a fare quel lavoro là, insomma. Ho caricato e programmato tutti i video fino a maggio e adesso invece vorrei preparare tutte le anteprime perché a me vedere i video così senza l'anteprima mi dà fastidio perché non stanno bene insieme a tutto il resto dei video, no? Siccome sono 3 giorni che lo dico e 3 giorni che non lo faccio, vorrei mettermi a giocare con la Nintendo, rilassarmi un po' là col giochino, solo che ho tanto sonno. E mettermi a giocare con la Nintendo mi fa venire ancora più sonno perché mi rilassa tantissimo. E quindi non so, intanto vado in bagno e mi cambio i pantaloni e poi vedrò, insomma. Non ho neanche mangiato il dolce io dopo pranzo perché proprio non avevo più voglia. Però mi ha soddisfatta molto questo pranzo, più di quello di ieri. Quello di ieri era tutto più particolare, più sofisticato. C'era anche il tartufo. E c'è oggi salsiccia, formaggio e polenta. Cioè, proprio mi ha soddisfatta molto, devo dire, come menù. E le cose più semplici alle volte sono le migliori. Anzi, spesso sono le migliori. Vero Pepe? Ti stai tagliando le unghie? Ma sei sempre che ti tagli le unghie. Ma non ce le hai così lunghe. Secondo me sei un po' fissato con quelle unghie, sai? Sì. Sì, sei fissato con le unghiette. Vero? Sei un po' fissato con le unghie. Vedi? Gatto si so. No, non puoi andare nel lavandino, no. Nel lavandino non si va. Moji. Ma so che tu vuoi andare nel lavandino. No, non si va nel lavandino. Ah no, perché è bagnato. No, non si va nel lavandino, è bagnato. No. Oh, mamma mia. Stamattina girano ancora su Facebook oggi i video del lupo che hanno visto qua in paese. Sinceramente a me non mi frega niente, cioè se c'è, boh, amen. Credo sia anche sbagliato far girare tutti questi video. Cioè c'è, bene, però purtroppo magari anch'io avrei fatto un video. Però allo stesso tempo, e l'avrei pubblicato, non dico di no, però allo stesso tempo forse è anche sbagliato, perché poi tutti vanno a cercarlo per fare i video, e quello non va bene, quindi non lo so. Comunque dicono di averlo visto, ci sono i video. Dai video non mi sembra proprio un lupo proprio, no, però, boh, non lo so, io non l'ho visto dal vivo, quindi non lo so. Non si capisce neanche quanto grande sia. Sembra più un cane lupo, più che un lupo. Boh, non lo so. So solo che Bue qualche notte che non dorme qua fuori, quindi probabilmente qualcosa c'è nell'aria. Siccome sbadiglio solo, vi abbandono per oggi. Pensate, per oggi vi abbandono, magari vi riprendo la merenda e basta. Io sono proprio in crisi. Domani si riprende a lavorare, sarà dura riprendere. Mamma mia, sarà davvero dura. Tra l'altro domani avrò da fare tante cose. Poi ho programmato una riunione per mercoledì invece. Bisogna vedere se la collega è libera, in teoria sì, dovrebbe essere libera. Dobbiamo risolvere una questione. E boh, vedremo. Dobbiamo risolvere una roba che io non sono capace. Non ho mai fatto quel procedimento, quindi non sono in grado. Mi deve spiegare un po' come, cioè neanche spiegare perché me l'ha spiegato. Il problema è che io uso un programma che è uguale a quello che usano gli altri, ma nel mio computer, quello che c'è lì in ufficio, il programma non è aggiornato all'ultima versione, quindi può essere che qualche passaggio non si possa fare. Anche perché quel programma non è mai stato utilizzato al completo con tutti gli altri, cioè
Non posso spiegarvi, cioè non riesco a spiegarvelo come funziona, però manca qualcosa secondo me. Secondo me non è neanche un fatto di aggiornato o meno, è proprio manca una parte, tutta una parte che in rete la utilizziamo, ma nel programma lì, nel computer in locale, no, non è mai stata usata quell'altra parte. E quindi secondo me manca quello. Vabbè, cose un po'. Comunque saranno delle giornate impegnative anche queste. Martedì, domani soprattutto, secondo me sarà bello impegnativo. Domani, mercoledì e giovedì forse anche giovedì, sì. Venerdì a casa, sabato al lavoro, ma il sabato è sempre tranquillo, quindi non mi preoccupa. Il sabato sono sempre abbastanza tranquilla, non è un problema. E poi la settimana dopo anche c'è una festa, vero? Sì, sì, giovedì 2, no, giovedì 1° maggio. Ecco, ci sarà un'altra festa e anche lì saremo a casa. Beh, almeno si spezzano le settimane, sì. Facciamo settimana corta anche noi, che di solito invece lavoriamo 6 giorni su 7. Invece adesso facciamo un po' di settimana corta anche a noi. Ah, vai, vabbè. Dai, vi saluto.